Veramente bella l'attività culturale di questa sera, la presentazione di un testo impegnato, scritto a quattro mani, un romanzo che parla di crimine infinito, ci racconta le vicende storiche che l'Italia ha attraversato e con uno spirito critico si sta riflettendo sul futuro e sulle nuove generazioni. L'amministrazione, e io lo dico sempre, vuole andare in una direzione che è quella della bellezza. Per fare sì deve trasmettere e trasferire alle nuove generazioni i valori della legalità, i valori del rispetto della legge, dell'ambiente, i valori della cultura, della scienza. Lo facciamo stasera a scuola, all'auditorium, perché la scuola è parte integrante di questo progetto culturale. Lo facciamo di concerto con il distretto turistico. Ecco, ringrazio Fabrizio Lagaipa per aver promosso questa attività unitamente all'amministrazione comunale e all'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte. Ringrazio il professore Carrubba che ha proposto questa rassegna e che questa sera con gli autori sta facendo delle considerazioni e sta parlando di alcuni passaggi del libro significativi che bene rappresentano il nostro messaggio, che è un messaggio di legalità e di speranza. Che dire, io come sindaco di questo comune non posso che mostrare tutta la mia soddisfazione e che bisogna continuare così e noi lo faremo. Ovviamente ci siamo trovati di fronte a una materia colossale, diciamo, dal punto di vista degli atti di indagine, però questo ci ha dato la possibilità di poter, diciamo, approfondire molti aspetti legati all''ndrangheta, che è il tema fondamentale del nostro romanzo, ovvero le infiltrazioni dell''ndrangheta all'interno degli apparati dello Stato, e di raccontarne alcuni aspetti, diciamo, anche come mentalità. E poi di raccontarne soprattutto l'azione degli inquirenti e il tipo di lotta che hanno portato avanti. Questo ovviamente abbiamo deciso di farlo attraverso un romanzo, perché ci siamo trovati di fronte a dei personaggi con una grande tridimensionalità e forse solo attraverso il romanzo era possibile dargli quella profondità, far appassionare il lettore. Il nostro sostanzialmente è un noir. Allora, il romanzo ruota sostanzialmente intorno alle vicende di due personaggi. Uno è Andrea Del Vento, che è un calciatore che sulla soglia dei 30 anni, in seguito a un incidente automobilistico, si ritrova privato della sua carriera di tutto e quindi per una serie di fortuita, se vogliamo, di incontri, entra nelle spire dell''ndrangheta e ne scala rapidamente tutti quanti i gradini dell'onorata società fino a diventare un padrino della Lombardia, e quindi tutti i rapporti che instaura questo ex calciatore sia in Lombardia che in Calabria. Sulle sue tracce, sulle tracce dell'organizzazione criminale, c'è un colonnello dei carabinieri di Monza, una piccola caserma di Monza, un piccolo nucleo di Monza che anche con delle difficoltà, diciamo, logistiche ed economiche mette su un'indagine che poi anche nella realtà segnerà uno spartiacque nella lotta alla criminalità organizzata e sarà proprio ricordata probabilmente nei libri di storia. Anche noi abbiamo voluto storicizzarla in questo romanzo. Tra di loro due, perché si tratta di un libro corale, le vicende di tante altre persone. C'è un imprenditore brianzolo, c'è una modella dell'Est, c'è un giovane giornalista di Reggio Calabria che si batte per cercare la verità, e all'inizio tutte storie che sembrano frammentate e frammentarie, ma che in realtà alla fine convergono tutte in un'unica spirale piuttosto avvincente, per dar conto che questo è un fenomeno unitario ed è un fenomeno che inquina dal profondo le nostre vite anche quando pensiamo di non averne a che fare, perché l''ndrangheta non è solo quella, la mafia non è solo quella che spara, quella che estorce, ma è ormai infiltrata a tutti i livelli politici, economici e sociali, e quindi spesso muove le fila di situazioni e noi nemmeno lo sappiamo. I personaggi, attraverso le loro scelte, prendono conoscenza di questa situazione e hanno degli sviluppi anche abbastanza forti, che però portano
loro stessi e il lettore a un'agnizione finale. E noi in questo romanzo insomma abbiamo voluto mettere dentro tutto quello che potevamo fare per chiamare il lettore a in qualche modo ergersi in piedi di fronte a questa situazione che noi viviamo, per incominciare a marcare la differenza nella sua vita di tutti i giorni. L'Istituto Comprensivo Garibaldi ha raccolto con entusiasmo questa presentazione di questo libro che parla di legalità, e la legalità è uno degli argomenti che a vario titolo vengono trattati dalla scuola, che riteniamo che sia uno dei cardini che contribuisce alla formazione dei ragazzi, quindi non poteva che trovare la disponibilità di questa istituzione scolastica che nel territorio insieme ad altre istituzioni contribuisce anche alla crescita attraverso anche la trattazione di questi argomenti, e quindi pensiamo che questi argomenti debbano essere trattati in vario modo, anche attraverso la presentazione di un libro che è molto, molto bello, molto affascinante e accattivante, che racconta la storia di criminalità di uno sportivo che poi si ritrova suo malgrado ad essere coinvolto in un ambiente e in una storia di cui lui non voleva assolutamente entrare. Ed è un percorso che vale la pena di approfondire e che i ragazzi dovrebbero anche leggere, quindi speriamo che anche questo possa diventare uno strumento per permettere ai nostri ragazzi di avvicinarsi a questi concetti importantissimi per la loro formazione.